tragedia del Vajont 56 anni dopo, a Longarone la giornata di commemorazione del disastro del 9 ottobre 1963 è ancora vivo negli occhi di tutti. Una prima serata tutta dedicata al disastro del Vajont stasera sulla nostra emittente, i nostri documentari per raccontare la tragedia e non dimenticare le vittime. Tragedia sulle piccole Dolomiti, donna di 51 anni di Valli del Pasubio precipita dal massiccio della Sisilla, il corpo recuperato dal soccorso alpino. Fa discutere la sentenza della Corte europea secondo la quale l'Italia deve riformare la legge sull'ergastolo stativo perché viola i diritti umani. La rabbia del governatore: su certi temi l'Europa resti fuori dai nostri confini. Condannati a 16 anni 2 responsabili dell'agguato a colpi di pistola contro il giovane nuotatore Manuel Bortuzzo, rimasto paralizzato dopo gli spari, l'amaro commento del ragazzo. La gestione dell'accoglienza dei migranti nell'ex hub di Cona ha chiesto il rinvio a giudizio per 3 ex prefetti e per 4 funzionari, tutti della prefettura di Venezia. Beneficiava del reddito di cittadinanza ma lavorava in nero in un ristorante di Caorle, il furbetto pizzicato durante un'operazione della Guardia di Finanza. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto. In primo piano dunque la tragedia del Vajont 56 anni fa. Lutto cittadino, scuole e uffici chiusi a Longarone nei paesi spazzati dalla montagna d'acqua che cancellò vite e ricordi. Oggi giorno di commemorazione per l'anniversario del disastro del Vajont che il 9 ottobre del 1963 causò la morte di 1910 innocenti. A Longarone la celebrazione della prima messa della giornata nella chiesa del Michelucci dedicata alle vittime del Vajont riunisce nella preghiera superstiti e sopravvissuti, volontari e alpini provenienti da ogni parte d'Italia, perché il Vajont è stato un disastro che ha toccato il profondo dei cuori ad ogni latitudine, che ha ottenuto solidarietà da tutto il mondo, che ha segnato indelebilmente la storia moderna della nostra nazione. Nel suo messaggio ufficiale il primo cittadino di Longarone si rivolge alla sua comunità ferita. In voi, dice Roberto Padrin, riconosciamo l'esempio del sacrificio, del martirio, della determinazione nella rinascita. Ed è ancora oggi la statua lignea della Madonna della chiesa parrocchiale travolta dall'acqua e recuperata a Fossalta di Piave a simboleggiare i valori citati dal sindaco, mentre silenzio e preghiera in suffragio delle 1910 vittime strappate alla vita il 9 ottobre 1963 per colpa umana riecheggiano a 56 anni di distanza nel cimitero monumentale di Fortogna. Noi abitiamo appunto nelle Alpi e purtroppo tanti morti venivano portati su dal Piave. Qua che abitiamo vicino è ancora più dura pensare a quello che è successo. Sono straniero, ho parenti qua. E ha avuto vittime? Sì, mia zia è qua. Quindi lei ogni anno torna? Sì, vivo qua sempre. Sono venuto a trovare la mia fidanzata. E poi c'è ancora la rabbia, quella della memoria. E se abbiamo avuto beneficio in provincia di Belluno, ce l'abbiamo per questi e per le lacrime di quelli che sono vissuti. Per tanti anni si viveva nell'oblio qui, c'era proprio una coperta di omertà, dico io, perché sia gli studenti sia parlare del Vajont non serviva, era una cosa dimenticata, volutamente dimenticata. Per fortuna adesso è stata recuperata questa cosa. E ad essere recuperate nel 2020 saranno anche le lapidi rimosse in occasione della riqualificazione del cimitero, che saranno collocate in una nuova struttura in grado di accogliere anche l'evoluzione del sacrario delle vittime. E poi c'è il Vajont visto dai più piccoli, quelli nei cui occhi oggi ci sono le immagini della devastazione della tempesta Vaia che un anno fa li ha segnati profondamente. A Longarone il momento più toccante tra i tanti organizzati in occasione della commemorazione della tragedia è stato l'incontro tra gli alunni della scuola elementare di Rocca Pietore, i volontari della Protezione Civile di Venezia e il sindaco Roberto Padrin. Buongiorno.
Sono 20 in tutto i bambini che frequentano la scuola elementare del piccolo comune di Rocca Pietro e per molti di loro è stata la prima visita a Longarone. È la potenza devastante dell'acqua, il comune denominatore che unisce il loro paese alla comunità che 56 anni fa venne cancellata da uno dei più gravi disastri ambientali provocati dall'uomo. Abbiamo notato delle fragilità, tant'è vero che alcuni bambini a un certo punto ci hanno detto: maestre, noi non vogliamo più parlare di Vaia, perché avevano proprio questa sofferenza dentro. Alla tempesta Vaia posteriori piccoli hanno reagito bene anche grazie alla solidarietà ed è tramite i loro amici volontari dell'associazione Un Cuore da Cavaliere di Venezia che hanno potuto conoscere i luoghi della tragedia del Vajont. Una cosa che mi ha colpito moltissimo è stata le espressioni di alcuni bambini. Una volta che siamo arrivati in paese ci hanno accolto con grandi abbracci, grandi sorrisi, e la frase che mi ha colpito di più è stata: voi siete i nostri angeli. È toccato al primo cittadino di Longarone accogliere i piccoli e trasferire loro l'importanza della solidarietà. E quindi io ringrazio soprattutto gli amici che da Venezia sono venuti qua, che hanno trascorso tante giornate a Rocca Pietro cercando proprio di aiutare quella comunità a ripartire e che oggi di fatto abbiamo un po' riunito in questo momento che è stato molto bello dal punto di vista anche emotivo e commovente. A chiudere lo scambio dei doni e dell'acqua nei celeberrimi versi di Gabriele D'Annunzio. Acqua di monte, acqua di fonte, acqua piovana, acqua sovrana, acqua che lodo, acqua che lodo, acqua che squilli, acqua che brilli, acqua che canti e piangi, acqua che ridi e fuggi, tu sei la vita e sempre dici. E Antenna 3 dedica la prima serata alla memoria del Vajont. Questa sera a partire dalle 21:15 i nostri documentari per raccontare quanto accaduto 56 anni fa e per non dimenticare le vittime. E già ieri sera nel corso di 20:10 ospite il presidente dell'associazione di Superstiti Vajont, il futuro della memoria, Renato Migotti. Sentiamo le sue parole. Mi emoziona ogni volta che ne parlo e mi rattrista e mi mette anche, mi crea un disagio che dura anche giornate. L'Italia è un paese fragile sotto il profilo ambientale e idrogeologico e non si fa la giusta azione, la giusta attività di prevenzione. E quindi purtroppo uno dei motivi della nostra presenza anche nelle scuole è appunto per sensibilizzare principalmente i ragazzi alla natura, ai rapporti con la natura, ai rapporti con l'ambiente. Passare sempre davanti a quel muraglione di diga, il quale incombe anche sulla città di notte, con una luce che illumina, è una luce sinistra, per cui voglio dire viviamo continuamente con la presenza del Vajont. Ecco, non è facile vivere, però bisogna avere la forza di superare, e la forza di superare viene proprio per la volontà che ci deve essere, almeno da parte dei superstiti, di perpetuarne la memoria, di raccontare ciò che è successo perché non possa succedere mai più. Voltiamo pagina, tragedia in montagna nel Vicentino a Recoaro Terme, una donna di Valli del Pasubio è precipitata dalla Sisilla e ha perso la vita.
Recuero Terme, tragedia in montagna. L'allarme poco prima di mezzogiorno alla centrale del soccorso alpino per una persona precipitata dalla Sisilla. A perdere la vita una donna di 51 anni di Valli del Pasubio. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Una squadra si è portata alla base della parete dove il medico dell'ambulanza sopraggiunta ha potuto solo constatare il decesso della donna. La salma è stata imbarellata e trasportata dai soccorritori fino al rifugio di Campogrosso, dove è stata caricata sul carro funebre. Sul posto anche i carabinieri, sono in corso indagini per stabilire le cause del decesso. Fa discutere la sentenza della Corte europea dei diritti umani, secondo quale l'Italia deve riformare la legge sull'ergastolo ostativo perché viola i diritti umani, impedendo al condannato di reati particolarmente gravi, per esempio mafia e terrorismo, di usufruire di benefici sulla pena se non collabora con la giustizia. Quindi un carcere a vita che non prevede benefici né sconti di pene in assenza di collaborazione con la giustizia da parte del condannato. In Veneto dura la reazione del governatore Luca Zaia. Mi vengono in mente i tanti trucidati dai grandi criminali, dalle mafie, penso al giudice Falcone, al giudice Borsellino, ai bimbi ammazzati, ai molti cittadini e cittadine ammazzati. Penso che in questo Paese due considerazioni dobbiamo fare. Il primo, che l'Europa deve fermarsi ai nostri confini e non può venire in Italia a dirci se dobbiamo applicare l'ergastolo oppure no ai delinquenti. La seconda opzione, la seconda considerazione è questa, che quando un cittadino ha avuto l'ergastolo come pena definitiva significa che ne ha combinate veramente di tutti i colori e di fatti gravi ne ha commessi. Per cui direi che l'Europa se ne stia a casa sua rispetto a questi temi. Noi vogliamo che l'ergastolo resti assolutamente come pena definitiva ed è giusto che quei delinquenti restino in galera. Il ferimento del nuotatore trevigiano Manuel Bortuzzo, è arrivata la condanna per i due aggressori che lo scorso febbraio ferirono il ventenne alla schiena causandogli la paralisi delle gambe. La sentenza non cambia le cose, non mi restituirà certamente le gambe. In questo momento penso esclusivamente a riprendermi, consapevole che la giustizia debba fare il suo corso. Non mi importa sapere se chi mi ha fatto del male sia punito con 16 o 20 anni di prigione. Nessuna sentenza mi può fare ritornare come prima. Il mio sogno è tornare a camminare, mi sto impegnando ogni giorno per realizzarlo. Con queste parole Manuel Bortuzzo commenta la condanna a 16 anni decisa nei confronti di Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, accusati di tentato omicidio, ritenuti responsabili della sparatoria dello scorso 2 febbraio nel quartiere Axa di Roma, in cui rimase gravemente ferito il nuotatore trevigiano. Il giudice Daniela Ceramico Dauria ha poi disposto una provvisionale di 300.000 euro in favore di Manuel. Il GUP ha fatto cadere l'aggravante dei futili e abietti motivi e sul risarcimento ha stabilito che debba essere discusso davanti al giudice civile. La Procura di Roma aveva chiesto una condanna a 20 anni. L'impianto accusatorio ha retto, soprattutto per quanto riguarda la premeditazione. Ho comunicato al padre di Manuel la sentenza e mi ha chiesto se era una sentenza giusta. Gli ho detto di sì, ha dichiarato l'avvocato Massimo Ciardullo, legale della famiglia Bortuzzo. Marinelli e Bazzano hanno sempre detto di aver colpito il giovane nuotatore per errore. I terribili momenti di quella maledetta notte nelle immagini di una telecamera di videosorveglianza che aveva ripreso l'attimo in cui Bortuzzo con la fidanzata si trovava ad un distributore automatico. I due poi si giravano e all'improvviso il giovane cadeva a terra colpito alla schiena. Quello che succederà poi sarà la corsa in ospedale, le ore, i giorni d'angoscia di familiari e amici per le condizioni di Manuel fino alla notizia che ha cambiato per sempre la sua vita. Il proiettile ha lesionato il midollo, il giovane, promessa del nuoto italiano, è paralizzato. Una diagnosi terribile che però non ha fermato Manuel, che sin da subito con una grande forza di volontà ha dimostrato di voler andare avanti. Con tenacia ha cominciato la riabilitazione fino al ritorno in piscina. Una maturità che va oltre i suoi 20 anni compiuti qualche mese fa, anche quando nella prima conferenza stampa parlò così dei suoi aggressori. Mi dicono di vederli, io dico anche no, cioè nel senso mi cambia aversi davanti o meno. Penso che se avessi davanti mi metterei a ridere perché non c'ha senso la cosa che hanno fatto, solo questo. Però non ci sarà modo quindi. L'accoglienza dei migranti a Cona ha chiesto il processo per 3 ex prefetti e per 4 funzionari, tutti della prefettura di Venezia, il rinvio a giudizio chiesto dalla procura nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione dell'ex hub.
sono accusati di falso e rivelazione del segreto e per questo nei loro confronti è stato chiesto il rinvio a giudizio. Nel mirino della Procura di Venezia 2 ex prefetti, sempre di Venezia, per la gestione del campo profughi di Cona. Il processo chiesto nei confronti di Domenico Cuttaia e Carlo Boffi, insieme all'ex viceprefetto, sempre di Venezia, Vito Cusumano, ora prefetto a Bolzano. Chiesto in rinvio a giudizio insieme ad altri 4 funzionari sempre dell'ufficio di governo a Venezia nell'ambito della stessa inchiesta e legata alla gestione del campo profughi di Cona. Secondo l'ipotesi accusatoria dei PM, Lucia D'Alessandro e Federica Baccaglini, gli ex prefetti con gli altri funzionari dello Stato avrebbero annunciato le visite ispettive al centro di Cona, alla cooperativa Edeco, che la gestiva, in modo da evitare contestazioni. Per gli altri indagati, invece, la Procura procede per l'ipotesi di reato per frode nelle forniture e truffa. Di fatto avrebbero tollerato che i titolari della Edeco non rispettassero i termini del capitolato d'appalto. Sarebbero venuti meno i controlli sul numero di operatori per l'assistenza ai migranti, così come a quello dei medici per l'assistenza sanitaria prevista. La struttura di Cona, una volta scattata l'inchiesta, è stata progressivamente alleggerita quanto al numero di ospiti per poi essere definitivamente chiusa. Lavorava in nero ma percepiva il reddito di cittadinanza. La scoperta della Guardia di Finanza che ha individuato a Caorle complessivamente 45 lavoratori irregolari. È una persona italiana che ha praticamente origini friulane, che però lavora normalmente nel territorio veneto. Giovane che è ancora praticamente in famiglia. Lavorava in un ristorante senza contratto e beneficiava del reddito di cittadinanza, alcune centinaia di euro. L'hanno scoperto gli uomini della Guardia di Finanza durante una serie di controlli nei bar, ristoranti, hotel, campeggi e attività commerciali a Caorle. Questa persona è stata segnalata all'autorità giudiziaria e anche all'INPS proprio per la revoca del beneficio stesso. Sia lui che il titolare sono stati sanzionati. Avrebbe dovuto praticamente comunicare quindi all'INPS che aveva iniziato un lavoro. Queste comunicazioni vanno fatte non soltanto nel caso in cui il lavoro è regolare, anche se come previsto dalla norma, anche nel caso di attività irregolari. Quindi comunque c'è una mancanza da parte del lavoratore che ha omesso di comunicare la sua variazione del reddito. È prevista una pena che va nel massimo fino a 3 anni di reclusione. E poi chiaramente dal punto di vista invece amministrativo l'INPS a cui abbiamo fatto la segnalazione ha già provveduto alla revoca del beneficio quindi del reddito che percepiva per quanto riguarda il lavoratore. Per quanto riguarda invece il datore di lavoro rischia una sanzione amministrativa, quella prevista nel massimo fino a 10.800 euro come lavoratore in nero, perché appunto non era coperto da nessun contratto. Dall'inizio dell'anno le Fiamme Gialle di Caorle hanno effettuato 31 controlli individuando 45 lavoratori irregolari. I titolari multati sono stati 17 con sanzioni di oltre 181.000 euro. In 6 casi i dipendenti irregolari sono stati assunti. In un caso i finanzieri hanno individuato 16 lavoratrici di origine dell'Est Europa impiegate in nero in un'azienda di pulizie. Sono risultate senza permesso di soggiorno. Le indagini hanno poi portato a scoprire le loro condizioni di precarietà e l'esistenza di un vero e proprio sistema di reclutamento di lavoratrici straniere attraverso gruppi di contatto sui social. I responsabili dell'azienda di pulizie sono stati segnalati alla magistratura per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. L'USL di Belluno ha diffuso la notizia relativa all'accertamento di un caso di dengue in città. Ad essere colpito dal virus trasmesso dalla zanzara tigre un bellunese che risulta essere stato all'estero in zone endemiche, esclusa ogni possibilità di contagio, rassicura l'USL 1. L'infezione sarebbe stata scoperta precocemente e tale circostanza ha contribuito a mettere immediatamente in atto le cure del caso. Il Comune di Belluno ha firmato un'ordinanza per la disinfestazione che sarà eseguita a partire dalle 13:30 di domani a sabato 12 ottobre da una ditta specializzata nella zona di via Giorgetti in un'area di 100 metri sia con trattamenti larvicidi che adulticidi. Restiamo a Belluno perché è stata rintracciata a Venezia e sta bene la 16enne di cui non si avevano notizie da ieri mattina. La giovane aveva fatto perdere le sue tracce, come detto appunto ieri mattina a Belluno, e dopo la denuncia dei familiari e carabinieri la prefettura aveva diramato un appello. Come detto, la minore è stata ritrovata nel capoluogo lagunare e già in serata è stata raggiunta dai familiari.
Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Rieccoci in diretta per parlare dei canoni ATER, perché siamo ormai addirittura d'arrivo per i correttivi annunciati dalla Regione. Saranno una risposta ai casi più fragili, ha detto l'assessore Lanzarin, ma anche ai 14.000 veneti in graduatoria per un alloggio popolare. Io credo che nel giro di una decina di giorni avremo un provvedimento da portare in giunta. Dunque manca poco per i correttivi alla legge regionale che ha rivisto i canoni ATER, suscitando polemiche, proteste e manifestazioni degli affittuari. Lo scorso 30 settembre i 7 nuclei tecnici, uno per ogni provincia, hanno terminato di visionare 5.000 casi. Da questi 5.000 casi stanno predisponendo oggi una griglia di correttivi, di modifiche che poi verranno sottoposte al tavolo di monitoraggio previsto in legge, in cui siedono anche i sindacati, i comuni, oltre alle ATER. I correttivi riguarderanno soprattutto anziani e disabili, cercando appunto di salvaguardare quelle persone che comunque hanno la pensione sociale, hanno messo via un po' di soldi e oggi, in base al criterio dei 20.000 euro di ISEE, avrebbero delle difficoltà a mantenere l'alloggio. La Regione è al lavoro anche su altri parametri come quello del TFR o di eventuali rimborsi assicurativi che in alcuni casi hanno provocato un aumento sostanziale dei canoni d'affitto. I correttivi, spiega l'assessore Lanzarin, sono una risposta agli inquilini più fragili da un lato e dall'altro a coloro che sono in attesa di un alloggio popolare. 14.000 in graduatoria veneti, quindi insomma persone che aspettano e che sono sotto la soglia dei 20.000, la soglia di accesso. Chi oggi ha delle caratteristiche per cui abbiamo trovato che ha proprietà mobiliari o addirittura ingenti somme immobiliari, i 200.000, i 300.000, insomma i 400.000 euro messi via, noi crediamo insomma che questi possano anche benissimo trovare delle soluzioni diverse. Ieri il grave incidente a Campomuletto, dove un collezionista è stato ferito dall'esplosione di un ordigno bellico della Grande Guerra. Abbiamo intervistato chi ogni giorno si occupa delle bonifiche. Forme insospettabili come questa, un arrugginito e pesante coperchio a prima vista, una pericolosa mina anticarro tedesca della Seconda Guerra Mondiale nella realtà. Sono di ordigni bellici inesplosi di cui è disseminato il nostro territorio. In prima linea, nella loro individuazione e bonifica, gli artificieri dell'8° Genio guastatori paracadutisti Folgore. Nel 2018 quasi 1.400 le richieste in Italia, 8.200 gli ordigni disinnescati. A settembre 2019 nel territorio dell'area nord siamo già a 817 richieste, 2.302 ordigni. Sì, è importante non sottovalutare la minaccia è sempre costante, è reale, chiaramente non sempre vengono rinvenuti ordigni di grosso calibro, di grosse dimensioni che comportano chiaramente per motivi di sicurezza dei raggi di sgombero e quindi delle evacuazioni sui territori interessati, che chiaramente comportano anche dei piccoli disagi per i residenti, però non è da sottovalutare il fatto che l'ordigno, anche se piccolo, è un ordigno molto pericoloso che sicuramente può causare delle gravi menomazioni fino a portare addirittura alla morte. Il 79enne ferito a Gaglio martedì era un collezionista che gli ordigni li cacciava con il metal detector, ma il pericolo è sempre in agguato. Non è facile distinguere un ordigno perché sono dei residuati che giacciono sul suolo ma sottoterra da parecchi anni, quindi spesso sono rinvenuti in pessime condizioni di conservazione. Però nel dubbio non toccare assolutamente l'ordigno, allontanarsi, avvertire immediatamente le forze dell'ordine, le quali innescheranno tutta una procedura ormai collaudata fino ad arrivare all'intervento immediato degli artificieri dell'esercito italiano. Un'opera quotidiana, quella del Genio Guastatori, su un territorio molto vasto. In particolare per quanto riguarda la bonifica degli ordigni esplosivi residuati bellici, il territorio di competenza va dal Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Umbria. Torneremo a parlare della drammatica sparatoria in questura a Trieste, questa sera a 20:10 insieme a Gino Balbinotto del SAP Treviso. E poi vi ricordo la prima serata di Antenna 3 a partire dalle 21:15, ricorderemo la tragedia del Vajont attraverso i nostri documentari per raccontare quanto accaduto 56 anni fa e per non dimenticare le vittime. È davvero tutto per questa edizione, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buona serata.
bentrovati al meteo. La perturbazione abbandona l'Italia e dunque nel nostro territorio torna ad essere asciutto e stabile dappertutto. Ma vediamo nel dettaglio la situazione di giovedì 10 ottobre. Sul Veneto avremo qualche addensamento al mattino, ma col passare delle ore il sole sarà decisamente più prevalente su tutti i settori. Temperature stazionarie in linea con la media del periodo, minime tra 9 e 13 gradi, valori massimi compresi invece tra 19 e 21 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo qualche residuo piovasco al mattino, in esaurimento però con il passare delle ore, quando poi tornerà ad essere soleggiato dappertutto. Temperature minime tra 13 e 16 gradi, massime oscillanti invece tra i 20 e i 21 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà soleggiato, il cielo sarà poco nuvoloso ovunque, solo con qualche addensamento ma del tutto innocuo. Temperature minime tra 8 e 10 gradi, massime sui 21 gradi. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.